Il frastuono, poi la nube di polvere. In due successivi momenti nelle scorse ore Croda Marcora ha restituito chiaro il segnale di instabilità delle sue pareti, sollecitate dal brusco rialzo delle temperature che nei prossimi giorni potrebbero portare di nuovo lo zero termico a sfiorare i 5.000 metri di quota per poi scendere in picchiata durante la notte. Le immagini dei crolli riprese con i telefonini hanno fatto presto il giro del web, il tam tam dei commenti, rassegnati quelli di chi vive in Cadore, preoccupati quelli di chi non vive in montagna e non capisce il freddo, per dirla con un noto detto popolare. Tuttavia, un brivido lungo la schiena ha attraversato istituzioni e tecnici impegnati da oltre un mese e mezzo sul fronte dell'emergenza, che ha alternato lunghe chiusure totali dell'Alemannia all'altezza di Dogana Vecchia in comune di San Vito di Cadore a aperture parziali. Questi crolli non hanno interferito minimamente con tutto il nostro sistema di monitoraggio. Ho sentito i nostri tecnici, hanno detto che il sistema è ancora completamente operativo e quindi questa è una buona notizia. Dunque, nonostante i nuovi crolli, la statale di Alemagna già dalle prossime ore sarà riaperta totalmente al traffico, anche grazie al sistema di monitoraggio e allarme installato dalla provincia, che mutua in toto quanto già avviene sempre lungo la 51, ma in territorio trevigiano, in località Fadalto. Tutto funziona nel migliore dei modi, perché c'è la connessione con la sala operativa, i pendoli hanno dato risposte positive, quindi l'utenza che passerà lungo questa strada potrà passare in modo sicuro, perché in caso di movimento della colata il traffico viene fermato attraverso il semaforo che c'è sotto. Resta comunque alta l'attenzione per i nuovi crolli che alimentano il canalone dal quale sono partite le rovinose colate. Ci sono stati questi nuovi crolli dovuti sicuramente a un assestamento dei crolli delle settimane scorse e anche dei giorni scorsi. Il vero problema è l'accumulo che si va a creare al di sotto appunto della crova con questo materiale che si accumula e che potrebbe mettersi in movimento nel caso ci fossero forti piogge. A valle, in queste settimane, ANAS ha eseguito i lavori importanti a ridosso della strada che dovrebbero mitigare il rischio.